Oggi si chiude un cerchio che iniziò con quella grande vertenza politica che era una vertenza culturale, cioè intendevamo raggiungere il recupero della nostra identità culturale che era espressa da tutte le sculture di Monteprama e che stava divisa. Eravamo a un punto morto, non si riusciva a realizzare questo importantissimo progetto di recupero. La vertenza politica era vertenza culturale, era legittimità della scientifica. Immaginiamo cosa significhi recuperare un intero patrimonio culturale al suo luogo di origine. Beh, ha un valore simbolico enorme. Qua siamo riusciti a ottenere questo. Io sono davvero felice perché, a parer mio, è un progetto che rappresenta il valore simbolico per la Sardegna. Sarebbe davvero insensato dichiararlo rispetto a Cabras o anche rispetto al Sinis. È un progetto di recupero culturale per la Sardegna. E poi innegabilmente c'è l'aspetto economico, sul quale questo territorio può esprimere un'offerta unica, di un bene culturale esclusivo, unico a livello internazionale, unico per la Sardegna, e che certamente è una carta importante nell'offerta anche dei servizi turistici, quindi non solo la bellissima natura, il mare meraviglioso, le spiagge, il cibo, le tradizioni, c'è anche questo.